Allarme prestiti alle mini e micro imprese, nel senso che sono diminuiti tra 2021 e 2022 i finanziamenti concessi alla platea di microimprenditori costituita da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. Lo dice il più recente studio CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, che pur riconoscendo la scarsa appetibilità economica delle realtà interessate per il sistema creditizio, è anche vero che la stretta finanziaria ha determinato una drammatica desertificazione di piccoli negozi e botteghe cosiddette di prossimità, nel senso di periferia o non nei grandi centri urbani, completando un triste processo cominciato già anni prima, ma che la congiuntura attuale, con pandemia, esplosione del commercio online e conseguenze della guerra in Ucraina, a definire ancora più compiutamente il desolante quadro, ha definitivamente affossato, con numeri preoccupanti per le contrazioni che ne sono risultate a livello nazionale, in realtà quali Veneto e Friuli Venezia Giulia, con città come Venezia, dove la restrizione del credito è risultata pari ad un segno meno di 8 punti percentuali, e a fare buona, si fa per dire compagnia, alla città lagunare in Veneto sono anche Padova e Vicenza. Addossare la colpa alle banche sarebbe però ingiusto ed impreciso. Gli istituti nell'ultimo decennio hanno subito restrizioni rigorose dell'Unione Europea in termini di prestiti, alzando in maniera ragguardevole la soglia del merito creditizio. Ciò ha determinato il pericoloso avvicinamento del mondo dell'imprenditoria, maggiormente in difficoltà, a usura e strozzinaggio, quindi alla criminalità organizzata che controlla quest'ambito. Nel contesto generale, un ruolo significativo hanno avuto pure situazioni critiche come il fallimento dei due grandi istituti di credito del Veneto, Veneto Banca e Banca Popolare Vicentina, nonché i momenti difficili vissuti da alcuni istituti di credito cooperativo del territorio regionale. Secondo termini assoluti, il crollo in Veneto è monetizzabile in 7 miliardi, in percentuale di oltre il 35,5%, ovvero 10 punti in più rispetto alla media nazionale. Per contrastare il peso delle tasse, il boom degli affitti, la concorrenza del commercio online, c'è bisogno di liquidità. Senza quest'ultima, la scia di chiusura iniziata più di 10 anni fa è destinata a proseguire, e a pagare il conto non saranno solo i dipendenti e i titolari dei piccoli negozi e delle botteghe artigiane che perderanno il lavoro, ma ne risentirà anche la qualità della vita di ognuno di noi, perché avremo periferie e centri storici meno vivibili e più insicuri.